Cari telespettatori, rieccoci. Come ogni venerdì siamo con i nostri ospiti, amici ed esperti dello Speech CGIL. Grazie di essere qui con noi, ve li presento subito. Dipartimento Contrattazione Sociale Speech CGIL del Veneto, Gino Ferraresso, grazie di essere ritornato qui con noi. Ben ritornato anche Paolino Barbiero, segretario Speech CGIL Treviso. Grazie anche a lei. E allora, focus su una questione che riguarda a livello unitario il sindacato dei pensionati. Adesso vedremo di capire bene insieme. Parliamo anche di non autosufficienza, dedichiamo questo capitolo a qualcosa che interessa tantissimi cittadini, anche voi ci avete fatto pressioni per affrontare questo tema, ma parliamo anche della grande questione delle pensioni e della sanità. Sanità e sociale sono strettamente abbinate. Poi andiamo appunto con la lente di ingrandimento in un territorio, nel Trevigiano, per vedere che cosa si sta facendo e si è fatto. Io direi di incominciare con lei, segretario, perché voi state organizzando a livello, diciamo così, unitario qualcosa di molto importante. Entriamo nel merito e cerchiamo di capire che cosa. Allora, CGIL e CGIL pensionati a livello nazionale hanno elaborato un documento, sono non tante pagine, sono 7 pagine, però un documento molto concreto sulle questioni che riguardano i pensionati, gli anziani, e hanno fatto un focus analizzando le questioni e facendo le proposte su 3 temi: pensioni, sistema pensionistico, la sanità e la non autosufficienza. In particolare noi siamo partiti come sindacati dei pensionati da un'analisi che vede il nostro paese con circa 60 milioni di abitanti. Di questi 60 milioni di abitanti, ultra 65 anni nel 2017 sono 13,6 milioni. Quindi c'è un invecchiamento della popolazione. Nel 2007 avevamo una percentuale a livello nazionale del 20% di ultra 65 anni, nel 2017 stiamo già al 22,5%. Però, che è anche una buona cosa, per carità, perché vuol dire che c'è una vita più lunga, bisogna vedere la qualità poi della vita. Però. Ovviamente però invecchiando aumentano anche le patologie e quindi più bisogno di sanità, più bisogno di sociosanitario, di interventi. Tenga conto che negli ultimi anni noi abbiamo un fondo sanitario nazionale che aumenta all'incirca 1 miliardo all'anno. Se si mettono vicini i grafici delle risorse che si mettono a disposizione e l'invecchiamento della popolazione, si vede chiaramente che i soldi non sono sufficienti. Quindi nonostante aumentino, non riescono a sopperire. No, perché c'è questo trend dell'invecchiamento della popolazione che, ripeto, avrà un'esplosione sempre di più. Cioè ci avviciniamo molto velocemente al 25% della popolazione anziana, ultra 65 anni. E questa è la media, perché se poi andiamo a vedere i piccoli comuni montani piuttosto che le città, noi troviamo già quelle percentuali del 25%, se no vicine al 30%. Quindi abbiamo tutto un problema sanitario, sociosanitario e poi una questione che è importantissima che riguarda le persone sole. Quindi più si innalza l'età, più troviamo nuclei familiari unici di una persona, in genere donne, perché le donne vivono di più degli uomini. Questo è il quadro generale. Rispetto al quadro generale, quindi ho già parlato in parte della sanità, per quanto riguarda la non autosufficienza, noi abbiamo a disposizione, è stato costituito un fondo ancora negli anni 2005-2006, un fondo per la non autosufficienza, allora era di 100 milioni di euro nel 2006. Nel 2017 sono circa 500 milioni di euro. Questi soldi, come i soldi della sanità, poi vengono distribuiti a livello regionale. A livello regionale di questi circa 500 milioni arrivano al Veneto circa 30 milioni. Okay? Pochino?
sono pochi. Abbiamo però una regione, il Veneto, che da anni, oltre i 30 milioni che arrivano dal livello nazionale, rimpingua un fondo, e a livello regionale noi abbiamo complessivamente, compresi i 30 milioni che arrivano dal livello nazionale, all'incirca 750 milioni. Quindi vuol dire 750 milioni meno 30 milioni è quello che ci mette... No, tutto quanto, insieme. Quindi 720 milioni diciamo della regione e 30 milioni esatto, da parte dello Stato. Detto questo, potrebbero sembrare tantissimi questi soldi, no? Rispetto a quelli che arrivano dal livello nazionale. E come vengono spesi questi soldi? Circa 450 milioni vengono spesi per la residenzialità, per i posti letto nelle case di riposo fondamentalmente. Circa 150 milioni vengono spesi per la domiciliarità. Quindi già qui abbiamo un problema dove la distribuzione delle risorse è molto concentrata sui posti letto delle case di riposo, poco sulla domiciliarità fondamentalmente. Ecco, domiciliarità, spieghiamo ai telespettatori. Domiciliarità vuol dire, c'è una legge regionale che prevede, le chiamano impegnative di cura domiciliari, fondamentalmente sono suddivise a seconda della gravità, la metto così, la gravità degli anziani, ma non solo degli anziani, anche dei disabili, e a seconda della gravità e della tipologia della patologia vengono distribuite delle risorse. La maggior parte delle persone coinvolte, anziani, coinvolte nelle impegnative di cura domiciliari, sono quegli anziani che ricevono l'impegnativa di tipo B. Cos'è questa impegnativa? 120 euro al mese. Okay. Quindi pochissimo. Ovviamente non concentra... Impegnativa che fa l'USL attraverso il medico di base? Attraverso anche il comune. Ovviamente questi 120 euro diciamo non pagano assolutamente un problema di non autosufficienza a domicilio. Anche se a domicilio ci sono molte persone, perché noi stiamo notando insomma negli ultimi anni che alle case di riposo arrivano solamente gli anziani, come dire, con patologie non più gestibili a livello domiciliare. Questo perché? Perché costa molto la casa di riposo, la casa di riposo costa molto, conviene ancora avere un assistente familiare, una badante, e quindi la tendenza è quella che dovrebbe essere una tendenza, come dire, politica, di tenere il più possibile a casa le persone, nel senso che a casa le persone stanno meglio che non in una casa. Stanno meglio se hanno la dovuta assistenza, attenzione, perché altrimenti stanno anche peggio. Benissimo. Cadono, si spaccano l'anca. Benissimo. Quello che sta succedendo però non è, come dire, funziona perché c'è un aspetto economico, cioè conviene tenere a casa l'anziano, stare a casa, perché in una struttura costa molto di più. Questa è un po' la situazione che noi abbiamo a livello nazionale, più o meno, e nel Veneto in particolare. Poi c'è un altro aspetto che secondo me è quello, una fase evolutiva che bisognerà che ci arriviamo prima o poi, visto che siamo una popolazione che invecchia ineluttabilmente e si guarda all'oggi o al domani ma non al dopodomani. Le strutture, queste benedette case di riposo che dir si voglia, non sono il modello, tra virgolette, americano di residenzialità che esistono. Ci sono molti anziani, ma anche qui da noi ci sarebbero, che dicono io non posso stare nei 200 metri quadri di casa mia, 400 metri quadri, perché non ce la faccio a scaldarla, a fare brigare. Se mi dai una piccola residenzialità condivisa con altri in ambiti circoscritti, cosa? È il co-housing. Esatto, il co-housing, una specie di co-housing graziosa, carina, vivibile, lo farebbero il passaggio accettabile. Da noi ancora c'è la concezione del casermone, casa di riposo, allettamento, stanzetta, sì, c'è qualcosa, però sì, non così. Un attimo solo che leggo il messaggio, poi do la parola ancora. Buongiorno, come vi trovate con questo governo? A me non sembra che siate molto attivi. Adesso però io direi, appunto, visto che fate la manifestazione, no, l'abbiamo già fatto. Avete già fatto un'altra. Ne abbiamo già fatto, anche se diciamo
la stampa non ci ha dato tanto, come dire, risalto, ma circa 15 giorni fa, giusto? Il 9 di febbraio. Il 9 di febbraio eravamo a Roma, CGIL, CISL, UIL, in questo caso non solamente pensionati, circa, dicono, 250.000 persone, che insomma non è poca cosa, e tra le questioni poste nei confronti del governo c'è anche il problema della sanità e della non autosufficienza, quindi abbiamo già cominciato il 9 di febbraio, adesso andremo avanti. State facendo anche una raccolta firme, vediamo una slide dalla regia che si viene messa in onda. Che raccolta firme è? Su questo darei la parola a Paolino. Quindi entriamo già nel merito specifico della dopo questione casomai io mi ricollego. Allora va bene, che cos'è questa raccolta firme? È una raccolta firme, come dice la locandina, per far sentire la nostra voce, cioè quella degli anziani nel territorio. E tra l'altro è una raccolta firme che consegneremo alla Regione ed è una raccolta firme unitaria, perché negli ultimi anni abbiamo incontrato tutte le case di riposo della provincia di Treviso e abbiamo individuato 3 elementi di criticità. Questa raccolta firme serve per spingere la Regione a porre dei rimedi. Allora, la prima questione, un anziano quando va in casa di riposo deve fare un percorso per avere l'impegnativa. Cosa vuol dire? Che se arriva ad avere l'impegnativa di residenzialità, paga una retta attorno ai 50 euro perché altri 50 li mette la Regione. Okay? Il punto è che prendendo la provincia di Treviso noi abbiamo 4.200 persone che possono andare in casa di riposo portandosi anche in dote i 50 euro che mette la Regione e altre 1.600 che ci sono posti letto cosiddetti freddi, cioè senza impegnativa, dove una persona per andarci deve tirar fuori 80-90 euro al giorno. Ora, già 50 per quelli che hanno impegnativa non sono poca cosa. Proviamo a immaginare cosa vuol dire tirar fuori 80-90 euro. Sui 3.000 euro. E questo tra l'altro porta a far sì che le case di riposo per compensare i costi agiscono su 2 versanti. Uno, che aumentino le rette di quelli che hanno l'impegnativa. 2, che agiscono sul personale, quindi dando in appalto o in molti casi anche riducendo il personale al di sotto degli standard previsti per l'organizzazione del lavoro. Di conseguenza può abbassarsi la qualità di cura degli anziani. Quindi in questo caso noi con la firma chiediamo che la Regione trovi i soldi per fare ulteriori impegnative e non costruisca ancora casa di riposo, perché nel caso di Treviso stanno già facendo ulteriori posti letto con multinazionali che stanno presentando i progetti. Questo perché poi se non aumentano le impegnative, sia tra chi deve pagare i 50 euro, sia tra chi deve pagare gli 80, se la persona non ha le risorse, subentra la famiglia. Se la famiglia non ha le risorse, subentra il comune. E se in un comune capitano 3 anziani da mantenere in casa di riposo, sono 100.000 euro all'anno che vanno via. E quindi sono risorse in meno magari per dedicare al sociale, alle famiglie, ai giovani. E quindi è utile che su questa cosa tutti prestino la dovuta attenzione. Tanto è vero che noi questa raccolta firme la indirizzeremo la prossima settimana anche con una lettera dove chiederemo a tutti i sindaci e agli assessori, maggioranza e opposizione, di firmarla perché a questo punto una pressione comune nei confronti della Regione può dare qualche risultato. Poi quindi parte diciamo da Treviso, però diventerà vostra, regionale. Quindi. Allora, sotto l'aspetto nazionale noi è stato deciso che, di dare mandato a degli esperti per elaborare una legge sulla non autosufficienza che non c'è oggi a livello nazionale. Su questa legge saremo impegnati a raccogliere delle firme quanto prima. Ovviamente individuare, legiferare delle normative per quanto riguarda l'autosufficienza significa assicurare risorse adeguate per il tema non autosufficienza. Questo è l'obiettivo fondamentale della legge. Ma oltre che la legge, il nostro obiettivo in questo documento elaborato a livello nazionale è che noi vogliamo aumentare appunto le risorse, sia ovviamente a livello nazionale sia a livello regionale, e prevedere altre 2 cose importanti che sono un albo
già in qualche maniera dovrebbe esserci anche nel Veneto per le assistenti familiari, e individuare percorsi uniformi di formazione infatti, delle assistenti familiari. Esatto. E la seconda cosa è stabilire, individuare delle agevolazioni, delle detrazioni per chi ha in carico la persona anziana non autosufficiente, che già oggi sono, ma sono poca cosa. Noi pensiamo che chi si dedica al non autosufficiente, all'anziano a domicilio, gli debba essere riconosciuto, e debba essere riconosciuto anche sotto l'aspetto fiscale, un adeguato, insomma, adeguate agevolazioni. C'è però un aspetto molto pratico di cui sento parlare moltissime persone che hanno questi bisogni a domiciliare, che queste badanti, assistenti, che dir si voglia, molte volte non sono messe in regola perché la famiglia non ce la fa neanche umanamente, men che meno c'è il pensionato, difficoltà eccetera, e molte volte sono loro stesse che non vogliono, per varie ragioni, perché non pensano di trascorrere l'esistenza, non interessa neanche della questione pensionistica, insomma si sa come hanno un'attività un po' così particolare e svolgono anche altre attività, alcune. Le badanti, essendo quasi tutte straniere, devono essere messe in regola, se non sono clandestine, quindi non credo che sia il valore della badante non essere messa in regola. Magari è messa in regola da una parte e dall'altra parte lavora in nero quando dipende da cosa che comunque, però è un problema per il costo, no, dico, è un costo comunque rilevante. Si potrebbe risolvere questo problema come si possono risolvere i problemi dell'evasione fiscale, creando il conflitto di interessi. Cosa significa? Che per chi paga la badante risulta più conveniente pagarla in regola che non pagarla fuori regola. Cosa significa? Significa materialmente, se io do un'impegnativa di cura domiciliare, io ti do più soldi nell'impegnativa di cura domiciliare se tu mi attesti che hai la badante in regola, cosa che avveniva già negli assegni di cura precedenti che c'erano. Si davano più soldi alle famiglie che avevano le assistenti familiari in regola che non alle persone che ovviamente non avevano in regola. Chiarissimo, torniamo su questi temi che sono interessanti, poi diamo uno specifico anche di Treviso, abbiamo anche delle slide, pubblicità pochi secondi, tra poco.